Eccoci alla prima partenza, quella riservata agli juniores, che fra poco partiranno gli allievi e gli adulti. Una 35-40 di partecipanti in questa gara che è stata allestita dall'Unione Ciclistica Santa Croce LMF Biochimica all'ultimo momento in sostituzione di un'altra competizione. Allora Gino, vorrei chiederti questo: il ciclocross da diversi anni i corridori lo praticano, ma è una disciplina che mi sembra che stenti un attimino a decollare. Cosa ne pensi? Ma io penso che è come la pista, se viene aiutata è uno sport meraviglioso, sia la pista sia il ciclocross, perché il ciclocross nei momenti invernali che nessuno fa niente, specialmente se non sono quelli che fanno le 6 giorni, che di più sono pistardi, sarebbe un mezzo per poter fare, almeno per quelli che non hanno le responsabilità, come il Bugno di vincere Giri d'Italia, Giri Campionati del Mondo e Giri di Francia, di poterlo fare. Io, anche se non lo facevo, però facevo 40 minuti di ginnastica tra mattina e sera a muscoli contratti, che era più duro che fare un ciclocross, perché io pensavo sempre di fare corse a tappe e non volevo rompermi la clavicola, perché è durissimo il ciclocross, l'ho visto anche ultimamente qui a Pontebba, dove la scorsa, guarda, è una cosa faticosa, fa tanto fiato, uno rimane magro e pronto poi per allenarsi. Il ciclocross è benissimo per le cose in linea in Italia. Ecco, meraviglia il fatto che lo stesso Claudio Chiappucci continui, anche se con minore intensità, a fare il cross, perché proprio domenica scorsa c'è stata una caduta che ha visto Sandro Bono proprio fratturarsi una clavicola, e naturalmente questo, se fosse successo a un corridore come Chiappucci, gli poteva pregiudicare, ecco, la stagione. Ecco, ritorniamo qui a Santa Croce. Abbiamo visto subito il campione toscano Della Valle insieme a Rizzo prendere l'iniziativa fin dalle prime pedalate, mentre per quanto riguarda gli allievi c'è stata una bella lotta fra Rosignoli e Amerini. Il campione toscano Mauro Bartoli era assente sabato scorso, ma le ultime notizie lo danno per sicuro partecipante al campionato italiano che si svolgerà, ricordo, domenica a Pordenone. Un circuito quasi tutto pedalabile, quello di sabato scorso a Santa Croce. Vediamo ancora Della Valle in maglia di campione toscano davanti a Rizzo. Ci apprestiamo a vivere le ultime fasi di questa corsa, che, ripeto, era valida per il Gran Premio Serimoda organizzato dall'Unione Ciclistica Santa Croce. Vediamo Della Valle che si è sbarazzato di Rizzo, praticamente all'ultimo giro, inizia l'ultima tornata. Vediamo il corridore dell'Empolese che transita in seconda posizione, mentre dobbiamo dire che il successo assoluto in questa prima gara è andato a Renato Poli, un adulto, lo vediamo in questo momento. Questo signore si è tolto la soddisfazione di battere gli allievi e gli juniores molto più giovani di lui, e questo, Gino, credo sia un fatto da sottolineare. Sì, vedi, i cicloamatori a me mi piacciono tanto, perché se i professionisti, se i dilettanti, gli allievi facessero i sacrifici che fanno i cicloamatori, che hanno tutt'altro da pensare alla bicicletta, avremmo forse più campioni in più, perché loro fanno veramente i sacrifici che dovrebbe fare un professionista. Ecco, abbiamo visto Poli tagliare la linea del traguardo. Questo è Della Valle, che anche lui alzerà le braccia al cielo in quanto va a vincere nella sua categoria davanti appunto a Rizzo, Montagnani e Razzoli. Fra poco vedremo lo sprint fra Amerini e Rosignoli per gli allievi, ed ora andiamo ad ascoltare le interviste. Siamo con il vincitore della categoria allievi, Uri Rosignoli. Allora, finalmente dopo tanto è giunto un altro successo. Sì, è la seconda che vinco. Oggi ho avuto da fare con Amerini, che fino a, si può dire, agli ultimi 50 metri mi ha tenuto. Poi dopo ho fatto la volata e sono riuscito a vincere. Senti, praticamente in Toscana l'attività si chiude oggi, ma te gareggerai ancora in qualche altra regione? Sì, domenica parteciperò ai campionati italiani e spero di fare un piazzamento nei primi 15. Praticamente siamo al termine di questa stagione del cross. Ti ritieni soddisfatto di quello che hai fatto? Sì, soddisfatto, perché l'anno scorso avevo ottenuto solo una vittoria, quest'anno è la seconda e sono contento. Vediamo la partenza, ci sono Nencini, vediamo Massaini, Poli e Giacomelli, il campione toscano Giacomelli, che fin dalle prime pedalate vediamo prende l'iniziativa e praticamente non avrà avversari. Ecco Gino, vorrei chiederti, uno dei due figli del grande Gastone, Saul, quest'inverno si sta cimentando nel cross. Cosa ne pensi? Questi ragazzi mi sembrano, sia lui che l'altro fratello, siano ancora forse in fase di formazione nonostante siano dilettanti. Il ciclocross nella cosa per fare la formazione. Ho detto prima che è molto duro, bisogna fare dei sacrifici, perché altrimenti se non fai dei sacrifici non puoi fare il lavoro di doppio muscolo, perché in bicicletta si va solo pedalando in avanti. Invece il cross si allenano anche i muscoli dietro ai muscoli che vanno in avanti, io non so chiamarli come si chiamano, ma in modo che in bicicletta, quando si corre in bicicletta su strada,
si deve andare solo pedalando in avanti. Quando invece si fa la preparazione si può fare qualunque ginnastica, adoperando tutti i muscoli come faceva con la ginnastica, perché c'è bisogno che siano allenati anche quelli, perché in qualunque momento le puoi adoperare tutti, perché una caduta, io non ho mai avuto grandi disgrazie nelle cadute, perché diventavo una palla, con la ginnastica facevo ero tutto mi poteva porticciolare tutto, ecco, facevo come quelli che fanno del circo. Ecco, e abbiamo visto, stiamo vedendo le immagini di Santa Croce sull'Arno, abbiamo visto in precedenza Giacomelli che, lo ricordiamo, lo scorso anno si classificò 10° al campionato italiano di finale Ligure, quindi è un Giacomelli che domenica potrebbe avere chance di ottenere un ottimo piazzamento alla prova tricolore che, ricordo, si disputa in provincia di Pordenone. Stiamo vedendo ancora scorrere le immagini del solitario Battistrada che praticamente non ha avuto avversari. Anche qui c'è stato un cicloamatore, Corsini, che ha cercato di insidiare Giacomelli, ma naturalmente la differenza anche di età fra i due era notevole e quindi il campione toscano della Mamma Fanini, Sandro Giacomelli, è andato facilmente a bersaglio vincendo questa gara che, ricordo, segnava la chiusura dell'attività in Toscana. Vediamo proprio in questo momento transitare gli inseguitori ed è Corsini che si trova in seconda posizione, mentre Nencini e Poli erano alle spalle. Poli, c'è da sottolineare il fatto che essendo militare non può allenarsi come la specialità chiede, perché naturalmente il ciclocross non si può bluffare. Vediamo qui l'arrivo di Giacomelli che alza le braccia al cielo, taglia il traguardo e quindi fra poco andremo a sentire le sue impressioni e di altri personaggi che erano presenti a Santa Croce. Qui vediamo Corsini che vince naturalmente nella propria categoria. 8 giorni dal campionato italiano, com'è andata questa gara di Santa Croce? Ma oggi come gara è stata impegnativa, dato che il percorso era abbastanza fangoso, la bicicletta sentiva pesa. Non è stato molto difficile perché, come ha visto la partenza, siamo partiti in 4 e non ci stavano molti problemi, ma sentivo le gambe non spingevano tanto bene. Speriamo ora di recuperare per il campionato italiano e di fare una bella gara là. Quindi speri in questa settimana di poter mettere a posto la condizione al 100%? Ma mi auguro di sì, visto che a Toscano, anche se ho risentito un po' del ginocchio, ma sono andato abbastanza bene. Oggi sono rimasto un po' deluso perché fino agli ultimi 3 o 4 giri non mi riusciva di prendere la cadenza che volevo io. Poi da ultimo ho cominciato a tirare a porta e andava abbastanza bene, andavo migliorando, però all'inizio non è che mi sia garbato tanto. Hai qualche anticipazione sul percorso che troverete domenica? Ma so che è un percorso abbastanza veloce, pedalabile, se non si farà vedere il tempo sarà abbastanza bello, non dovrebbe essere durissimo. Secondo te questo ragazzo domenica può avere qualche chance al campionato italiano? Ma noi siamo fiduciosi di poter ottenere almeno un piazzamento nei 10 e bissare il bel risultato che fece lo scorso anno a finale Ligure. Diciamo che è un po' handicappato dal fatto che è militare e non ha potuto svolgere una preparazione molte volte come il cross comanda. Poi ultimamente c'è stato anche quell'incidente a quel ginocchio là a Bottegone che l'hanno un po' condizionato. Speriamo che per domenica si trovi, se non altro, se non al 100%, almeno al 90% della condizione e di vedere, insomma, che possi fare un bel risultato, ecco. Allora mi sembra, Stefano, che anche oggi tu non abbia avuto grossi problemi. Ma sì, fino a metà gara pensavo di non farcela, poi sono riuscito ad avere un piccolo margine di vantaggio e non ci ho più avuto problemi. Ecco, negli ultimi giri ti abbiamo visto, avevi qualche problema, sì. Ti abbiamo visto sanguinare dal naso. Sì, ho avuto una piccola epistasi, quindi sotto sforzo la pressione si alza e quindi... Comunque niente di particolare? No. Allora mancano 7 giorni all'appuntamento tricolore, questa gara di oggi ti ha detto qualcosa di nuovo? Ma io andrò là così, quello che verrà verrà. E speri di fare un ottimo piazzamento? Sì, cioè andrò così, quello che verrà verrà, ecco. Allora siamo con Giancarlo Falaschi, titolare dell'LMF Biochimica, e proprio davanti al suo stabilimento quest'oggi si concludeva questo ciclocross. Vorrei un tuo giudizio. Ma mi pare che sia positivo, tra l'altro è un tipo di gare alle quali non siamo molto abituati, è stato piacevolissimo vederlo, spero che sia, diciamo così, l'inizio di una tradizione che può cominciare e portarci anche lontano. Si presta molto bene anche l'ambiente.
2017 mi pare. Quindi Santa Croce ha iniziato il 91 con questo tipo di attività, ma naturalmente durante la stagione saranno altri gli appuntamenti. Santa Croce ha cominciato questa stagione con questo tipo di attività e anche con un campionato vinto da un nostro ragazzo molto bravo, questo giovane, che ci fa molto piacere e lo ringraziamo molto per questa sua attitudine. Naturalmente la stagione che deve cominciare ci troverà di nuovo molto impegnati e speriamo anche con dei successi. Cosa chiedete voi a questa stagione, sia dal punto di vista agonistico che organizzativo? Ma a parte che una società come questa impegni ce l'ha sempre durante l'anno, perché 30 corridori, 10 gare organizzate, ci sono impegni enormi anche nell'inverno dove sembra che ci sia calma. La soddisfazione è immensa per questo titolo toscano, questa soddisfazione ci ha dato questo ragazzo che domenica prossima andrà al campionato italiano. Per la gara di ciclocross credo che sia un record, cioè domenica, lo sai anche te, questa gara non era in programma, oggi l'abbiamo fatta, ho visto anche un discreto numero di partecipanti pur essendo al termine di questa attività e con un percorso abbastanza discreto. E per il resto dell'annata noi abbiamo già in programma la Coppa Nazzi, ci saranno 2 o 3 gare di juniores, il Gran Premio del Cuoio il 7 settembre, qualche gara di allievo e sicuramente ci saranno anche dei successi rifacendosi dalle esordienti, gli allievi e gli juniores che mi auguro di ripetere o cioè anche migliorare, perché i ragazzi sono nel secondo anno, abbiamo preso delle forze nuove, di migliorare l'anno del 90.